Si è svolta ieri sera la premiazione del concorso Girgenti in Fiore presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo, che ha anche organizzato l'evento, consistente in un invito a ornare con fiori e piante ogni angolo della città, al fine di rendere il centro storico più bello e verde. La giuria, presieduta da Mariangela Iovino, ha premiato al primo posto Mattias Lopilato e Giovanni Scozzeri per gli addobbi della salita Gubernatis ed ex equo il cortile Russitano. A Santa Maria dei Greci, al secondo posto, premiata l'artista Rosalba Mangione per l'abbellimento del vicolo Lopresti curato dal ristorante Perbacco di Valeria Lombardo. Il terzo premio è andato al cortile Ribera, adornato dal B&B Mille e una notte. La serata è stata allietata dal soprano Sara Chianetti e dal pianista Graziano Mossuto. Il premio consisteva in 3 buoni acquisto spendibili presso un vivaio della città, rispettivamente di 500, 300 e 200 euro. Professore Prado, questa sera è la premiazione di una iniziativa che ha voluto l'Accademia di Belle Arti, Girgenti in Fiore. Intanto parliamo di Girgenti in Fiore, cos'è stato? Parliamo di Girgenti perché si sta facendo molto parlare ad Agrigento. Girgenti era il vecchio nome di Agrigento, chiaramente. Quando Agrigento erano 4 casucce, proprio tutti dicevano era bella, ma era bella che cosa? Erano 4 case quasi diroccate che arrivavano alle quartiere Vallicaldi e San Gerlando e non c'era niente. Il Viale Vittoria è stato fatto dopo con terra di riporto, quindi c'era pochissimo. E tra l'altro la giunta comunale ha fatto una delibera e ha stabilito che il vecchio centro di Agrigento si chiamasse Girgenti, quindi tutte queste polemiche, Girgenti, non Girgenti, chiuso questo. Il centro storico di Agrigento, di Girgenti, è molto visitato dai turisti che non si soffermano soltanto nella Valle dei Templi o alla Scala dei Turchi, ma anche nel centro storico di Agrigento, specialmente nei monumenti religiosi che noi abbiamo, cattedrale, Santa Maria dei Greci, eccetera. Quindi è giusto che queste strade, questi cortili vengano curati dagli agrigentini. L'Accademia ha fatto appunto un concorso Girgenti in Fiore, hanno aderito una trentina di persone, di abitanti in queste zone, anche di B&B della zona, e una commissione ha deliberato di dare il primo, il secondo e il terzo premio. Come hanno addobbato questi balconi, comunque come hanno partecipato gli agrigentini, quali idee hanno messo in campo? Ci sono delle idee bellissime, che non sono solo il fatto di mettere una pianta o qualche cosa, ci sono delle vere e proprie installazioni graziose che rimangono nel tempo e che poi saranno visionate, per esempio per quelli che avranno il primo, il secondo e il terzo premio, saranno visionate nei prossimi giorni facendo delle fotografie e vedendo appunto in che stato è dopo l'acquisto delle piante in base a questo buono, a questo assegno dato per l'acquisto appunto di piante, di vasi, eccetera. Girgenti in Fiore tornerà ad Agrigento? Certo, tornerà sicuramente, speriamo che l'anno prossimo se ne appropri il Comune, qualche altro ente, ma nel caso non ci fosse un ente che lo vuole riproporre, sicuramente l'Accademia lo riproporrà.